Euroregione News. Maturità 2018. Meridionali migliori di tutti? Scuole chiuse fino al 10 settembre, ma non per tutti. La Puglia detiene il record assoluto con 1066 studenti che escono con la lode dagli esami di maturità, pari al 3% degli studenti, seguiti da Campania con 860 e il Lazio con 574. Friuli, Venezia Giulia e Veneto raggiungono solo lo 0,9% dei super promossi. Il Friuli Venezia Giulia, con l'eliminazione delle province, ha subito una rivoluzione anche nelle competenze in tema scolastico. Prima le superiori erano di loro competenza, mentre ora sono passate ai rispettivi comuni. Udine però ha la fortuna che sia il sindaco Fontanini, appena terminato l'incarico di presidente della ex provincia di Udine, sia alcuni assessori sono usciti di recente dall'esperienza a livello provinciale. In questo caso l'attuale assessore all'istruzione, pari opportunità, politiche per il superamento delle disabilità della città di Udine, Elisa Asia Battaglia, ha un'esperienza come assessore provinciale alle politiche per la famiglia, politiche giovanili, pari opportunità, informatizzazione e politiche sociali. Così sin dai primi giorni del suo mandato era negli uffici competenti per analizzare e risolvere i problemi delle scuole di Udine. Per cui pari opportunità e le politiche per il superamento della disabilità sono dei temi che ho trattato già in provincia, ma il tema nuovo per quanto riguarda l'assessorato in comune è l'assessorato all'istruzione, per cui tutta la fase delle scuole che vanno dai nidi d'infanzia fino alle scuole superiori. Un grosso impegno e sicuramente questa è una fase conoscitiva, sto imparando appunto a conoscere i miei nuovi collaboratori e a conoscere il mondo delle scuole, che come sapete qui a Udine ci sono tantissime scuole, alcune con problemi, altre fortunatamente sembra andare tutto liscio, per cui insomma sto cercando di prendere contatti con il mondo della scuola per capire le problematiche e affrontarle in modo positivo. Sono qui con la dottoressa Landi, che appunto si occupa del servizio di istruzione, e con la geometra Pascoli, appunto per discutere di alcune scuole e cercare di capire un po' meglio quali sono gli istituti comprensivi, dove hanno sede le scuole, perché le scuole, come dicevo prima, sono tante, per cui devo iniziare un percorso di approfondimento molto importante. Da Udine, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.